Ciao ragazzi e ragazzi, il cantante mascherato, una gara canora ovviamente in maschera e più misteriosa dell'anno, è così che viene presentata la trasmissione condotta da Milly Gallucci. 8 star top secret famosissimi, protagonisti che canteranno nascosti da incredibili maschere. Le esibizioni verranno giudicate da 5 giudici, tra cui Ilenia Pastorelli, Guglielmo Mariotto, Patti Bravo, Flavio Zinna e Francesco Facchinetti, che cercheranno di svelare le identità dei cantanti mascherati. Ma la reale identità verrà solamente svelata al momento della loro eliminazione. In questa prima puntata, a rischio eliminazione, abbiamo il mastino e l'unicorno. Secondo Flavio Zinna, il mastino è Alessandro Greco, perché è un grande showman, ma conclude dicendo che potrebbe essere anche Panariello, perché è un grande cantante. Invece, l'unicorno per lui è Orietta Berti, in quanto colleziona scarpe. Ottima teoria, così definita dalla Carlucci. Facchinetti, invece, non avrebbe mai immaginato di vedere in ballottaggio un mastino napoletano e un unicorno e conclude dicendo: chissà cosa succederà in futuro. Sarà adesso il televoto a decidere chi sarà salvato e chi sarà eliminato. A passare è il mastino napoletano, che passa con il 53%. E ahimè l'unicorno con il 47% viene eliminato. Adesso è il momento di svelare la sua identità. Le ipotesi fatte in puntata sono tante: Cristina D'Avena, Fiordaliso, Alessandra Amoroso, Martina Stella. Ma è il momento di giù la maschera ed ecco che il nostro unicorno svela la sua identità: Orietta Berti. E a voi? È piaciuta la puntata? Avevate indovinato il personaggio misterioso? Commentate. Io adesso vi saluto e a presto con un nuovo video. Bye bye!